Eroi su due ruote, specchio dell'anima italiana, alle prese con la rinascita. Sarà per il viso segnato dalla fatica, sarà per i crolli che divenivano dramma in ogni gara, sarà perché quella corsa somigliava al quotidiano soffrire. Il ciclismo del secolo scorso entrava nel cuore della gente, l'arrivo in Sardegna dei grandi eroi fu evento sentito per la nostra isola. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. Preti con la sua Audax garantiva alla Sardegna un giro tutto nostro che aveva nella Sassa di Cagliari una classica temuta dai grandi campioni. Il Giro di Sardegna da sempre, sin da quando Preti nel 40, sin dalle prime edizioni della Sassa di Cagliari nel 48, pensò a una serie di tappe, di circuiti che poi diedero vita, diciamo 10 anni dopo, al Giro di Sardegna, alla settimana ciclista internazionale. Il ciclismo in Sardegna in quel periodo è stato importante perché era a cavallo comunque, una settimana di ciclismo vero tra la prima classica della stagione, la Milano-Sanremo, e le classiche del nord, quindi dal Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia-Vallone, eccetera. Ecco, il ciclismo in Sardegna a marzo ha sempre avuto questa particolare importanza, tant'è che corridori come Bartali e lo stesso, diciamo così, Bartali per citare quello più importante, hanno sempre evitato lo scontro o il confronto a marzo in Sardegna perché reclamava agli stessi corridori un impegno in quel periodo eccessivo probabilmente per chi come Bartali aveva una stagione molto lunga da affrontare. Io mi ricordo da quando ero piccolino che venivano tutti i professionisti, quindi la cosa più bella è andare a vedere queste gare, prima delle partenze stare in mezzo a loro, vedere un po', quindi è una cosa bellissima, ecco, anche perché, ripeto, il Giro di Sardegna non è che si fa sempre, quindi quando si è stata fatta queste gare qua è una cosa nuova, una cosa bellissima, quindi non è che tutti i giorni puoi andare e puoi stare a contatto di questi grossi campioni, quindi quelle poche fortune che abbiamo avuto quando sono scesi loro a correre non ce la siamo lasciati perdere, siamo sempre andati a vederla. Mi fermavo con la carovana e poi lei ballava intorno al fuoco e la notte era il nostro gioco, azzurre ali sopra di noi. Sono venuto perché il presidente Segni mi invitò alla corsa della Cagliari Sassari perché lui è stato un velocista fra gli studenti. Dice, non puoi tradire un ciclista come me, mi ha detto, anche se non sono stato un corridore professionista come sei te. Vieni, mi fai, poi c'era Cappello, c'erano Pretti, allora venni e fui contento perché non essendo preparato arrivai secondo per una gomma da soldati. Sono immagini quasi in bianco e nero, non lo erano sicuramente già immagini a colori, però mi piace immaginare quell'epoca quasi fosse ancora in bianco e nero. In realtà era già un ciclismo moderno. Nell'83 Saroni vince l'ultima Sassa di Cagliari ed era un ciclismo importante. C'è Saronni in testa che ha lanciato questo sprint lunghissimo, ecco che esce Argentin sulla sinistra, testa a testa con Bontempi che ha superato Saronni, Bontempi, Argentin, Gavazzi
Saronni e De Wolf. De Pesaroni è stato ovviamente un grandissimo campione. Io ricordo, e ne parlai con lui in un'intervista, la volata di Goodwood, quando vinse il campionato del mondo. Lui in 300 metri scattò 4 volte, un miracolo. Grandi velocisti come Rick Wastenberg, Rick Van Looy, lo stesso Cipollini, che sono dei treni. Probabilmente a differenza di Saroni non avevano la capacità di scattare più volte in uno spazio così ristretto che può essere il respiro di una volata. Sono 200 metri, anche se ovviamente si sa che le volate si preparano addirittura a 20, 30, 40 km prima. Ecco, Saroni era capace non solo di grandi imprese agonistiche, sportive, ma soprattutto anche di estraniarsi dal suo ruolo di atleta e commentare freddamente quanto poi combinava. Noi siamo venuti qui e speriamo che il tempo sia come oggi, caldo e bello, perché intendiamo fare una buona preparazione e se possiamo, è chiaro, se possiamo vincere qualche tappa lo facciamo, perché non è che venendo qua solamente a fare la preparazione ci basti. Comunque quello che possiamo fare per accontentare gli sportivi della Sardegna lo facciamo. Carovana vai, ma dove vai se non c'è lei? Carovana vai, ma dove vai se non c'è lei? Per uno che nell'isola era venuto soltanto per fare la gamba in preparazione alla Sanremo, non c'è davvero male. C'era un giovanotto in quegli anni che si aggirava intorno ai suoi eroi del ciclismo. Oggi si sa che sognava dietro le 2 ruote e studiava organizzazione di grandi manifestazioni, ma forse non pensava tanto in grande. Iniziai con la passione del ciclismo, poi diventai ciclista perché anche se feci poche corse a 16 anni, esordii nella categoria allievi, constatai che era duro fare il ciclista, non era facile, allora ho preferito lasciar perdere, però restai sempre nell'ambiente ciclistico, feci il corso di giudice di gara sino ad arrivare a livello internazionale e contemporaneamente organizzavo gare a livello regionale nei paesi per le feste e via dicendo. Fino a me grandi intuiti, tanto entusiasmo, perseveranza, costanza, capacità di proporre in un'isola, tra l'altro da sempre appassionata di ciclismo, un ciclismo moderno, fatto di giri di Sardegna, edizioni 96-97, ma anche kermesse di ciclocross, con tutti i campioni che di volta in volta proponeva la stagione. Il ciclocross in Sardegna cominciava ad esprimere giovani promesse. Massimiliano Cadelano e Walter Rucchettu erano 2 dei ragazzi emergenti. Io ho iniziato da molto piccolo, io ho iniziato a correre in bicicletta dall'età di 9 anni, quindi ciclisti c'erano tantissimi. Poi man mano che si va nel tempo, visto che il ciclismo sta sempre diminuendo di parecchio, a livello diciamo giovanili, ecco, perché adesso si corre molto a livello cicloamatoriale, in quanto ci sono magari gare più vicine e quindi anche per organizzare una gara il costo è molto meno. Ho esordito a 10 anni col ciclismo, avevo appena 10 anni e mezzo, ho vinto le prime gare. Poi nell'85 mi sono cimentato nel ciclocross perché vedevo più chance, era più duro del ciclismo su strada, almeno per le mie caratteristiche, più selettivo e secondo me molto più spettacolare. E quindi già dopo il primo anno ho fatto molte manifestazioni su nella penisola e diciamo che già alla seconda gara avevo raccolto dei risultati ottimi. E quindi per me il ciclocross è stato un piccolo trampolino di lancio.
scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Andando in giro per il continente e vedendo certe manifestazioni, qui che in Sardegna non esistevano, allora mi sono detto perché in Sardegna non organizzare certe manifestazioni tipo campionati italiani e via dicendo. Poi in Sardegna c'era un periodo dove c'era il ciclocross che andava benissimo, c'erano tanti corridori sardi che emergevano anche in campo nazionale e mi venne l'idea di poter appunto organizzare una corsa a livello internazionale di ciclocross, visto che avevamo gli elementi per sardi per partecipare. Allora cosa studiai? Studiai un posto bello a Cagliari e non era facile trovare, perché in continente organizzavano nei parchi, nei grandi ippodromi e via dicendo. Allora mi venne l'idea di organizzare a Monteclaro, così chiamato il manicomio. Andai dall'assessore D'Urso, una signora, una donna, chiesi appunto di poter organizzare questa manifestazione. Questa quasi mi rise in faccia, mi sta scherzando lì che vuol portare il ciclismo dentro Monteclaro, là ho delle piante e qua là mi rovina tutto. E così non se ne fece nulla. Andai a organizzare quella corsa all'ippodromo al Poetto, dove il presidente molto gentile mi diede a disposizione il campo e via dicendo, e uscì una bella corsa. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Però il mio pallino era arrivare qui a Monteclaro. L'anno successivo si cambiò assessore, andò via la D'Urso, arrivò Tonino Melis, l'ex sindaco di Salagius, andò dall'assessore Melis, chiese un'altra volta la possibilità di organizzare questa manifestazione, fu così gentile e disponibile all'idea, un bel progetto, e mi disse sì, va benissimo, chiami l'ingegner Gardo, si mette in comunicazione con l'ingegner Gardo. E venni qui a vedere il posto ed era un immondezzaio, c'erano le pecore che pascolavano qua dentro e ci fu una macchina speciale di una ditta di Guspini, mi sembra, lavorò per 10 giorni per pulire il posto, anche perché la corsa era ripresa dalla RAI, non potevo far vedere un parco che era un immondezzaio, così feci. Lo scenario si prestava per quel tipo di gara, movimentato, con saliscendi, quando pioveva poi era l'apoteosi, perché c'era anche il fango, che è il massimo per il ciclismo invernale, che poi turisticamente abbia dato la spinta decisiva perché poi il progetto si trasformasse in realtà, perché di un parco a Monteclaro si parlava da tempo, però in effetti il ciclismo ha, come dire, sfondato una porta, ha presentato all'attenzione degli appassionati e non solo, un percorso, uno scenario ideale, insomma, anche. Guerre di eroi, tradite senza pietà e svanite nei secoli. Ricordo che a Pucci, in una delle prime edizioni organizzate da Mammeri di ciclocross alla Monteclaro, nel circuito del vecchio ospedale civile cagliaritano, e non solo, ricordo anche che a Pucci che fa quasi, che si divide la scena con Gino Bartoli, che è stato anche, diciamo così, amico del ciclismo sardo e dei tifosi sardi, ma soprattutto assiduo frequentatore, no, delle gare invernali a Monteclaro e non solo, tutta la provincia cagliaritana, dove Gino organizzava le sue manifestazioni.
non avevamo più la penalizzazione che avevamo quando si andava fuori, quindi correre su percorsi diversi, modi diversi, ecco, percorsi molto diversi. Invece qua correre nei percorsi dove sei abituato tu, con della gente così forte, alla fine eravamo anche vantaggiati noi sardi, ecco. Nominiamo anche un altro, il signor Locci, che ha fatto molto per il ciclismo, cioè di tasca propria, ecco, venire a zappare, a pulire i percorsi, a tagliare l'erba. Anche qua a Monteclaro un anno penso che collaborò anche il signor Giancarlo Locci, che si facevano in quattro, ecco, il ciclismo era una cosa artigiana. Bartali era un'enciclopedia, ovviamente la sua vita era nota, quindi il tifoso andava a chiedere, soprattutto un giornalista va a chiedere conferma, nel mio caso conferma di ricordi o di letture precedentemente fatte. Era comunque un'esperienza esaltante perché rivelava sempre il dettaglio sconosciuto, diciamo così, ad altri, probabilmente era qualche invenzione c'era anche, perché aveva anche il culto della novità, no? del colpo di scena. Ecco. E da lì è nato prima la 2 giorni della provincia di Cagliari come ciclocross, poi trasformato in Trittico Internazionale della Sardegna, la organizzai per 5 anni, dove parteciparono tutti i migliori corridori del mondo a livello dilettantistico, juniors e professionisti. Io sono molto legato alle grandi manifestazioni di ciclocross, legato affettivamente perché sono manifestazioni secondo me nate senza avere possibilità di grossa riuscita. È vero che in Sardegna, grazie a Gino Mameli, abbiamo visto i più grandi campioni del ciclocross internazionale, però è anche vero che il ciclocross purtroppo è una disciplina minore. Alle 2 tappe di Cagliari, Gino Mameli somma una gara di Iglesias che riassapora il gusto del grande evento ciclistico. Dopo 30 anni la Corsa Rosa ritorna nell'isola, la 74esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 26 maggio al 16 giugno del 91, comprenderà 3 tappe isolane. La piazzetta del mercato ancora là. Andare in Sardegna è un compito molto impegnativo da parte dei corridori e noi. Non bisogna esagerare e poi le cose desiderate hanno maggior valore. Coppino, Vecchietto,
I tecnici si sono divertiti ad affibbiare questi nomignoli al vero protagonista di questo avvio di Giro d'Italia, tutto in terra di Sardegna, zittendo i sostenitori dell'unico referenza in cui sentito e che vuole la Corsa Rosa un duello privato tra gli altri due italiani, Bugno e Chiappucci. Franco Chioccioli da Castelfranco di Sopra in provincia di Arezzo, 32 anni il prossimo agosto. Io rispondo che amo sempre te, che da un momento all'altro arriverai, tornerai, tornerai. Col tempo non si può scommettere mai, e quello che succede non lo sai. Mario Cipollini brucia tutti nel prevedibile volatone che ha concluso davanti alla Basilica di Bonaria alla Sassari Cagliari, mentre Chioccioli continua a conservare la maglia rosa in vetta ad una classifica che non ha subito modifiche. Credo di aver assistito al cronometro che mi pare vinse del Tongo di Saronni al Giro di Sardegna forse dell'82-83. Però un ricordo molto più nitido della volata drammatica sotto la scalinata di Bonaria nel Giro d'Italia del 91, col successo di Cipollini e la caduta proprio sul traguardo di Baffi. Una grande volata. Ecco, Cipollini allora era un campione che stava rivelandosi al mondo, era forse quello che era Petacchi l'anno scorso, un campione fortissimo che stava cominciando a esprimere tutto il suo valore, e sapere che c'è Cagliari tra le sue gemme credo che sia anche una cosa bella. È un'edizione del campionato italiano professionisti che si tenne in Gallura, partenza da Olbia, San Pantaleo, vinse Giovannetti, una sorta di corazziere, una giornata spettacolare in un tracciato ovviamente da favola, da Gallura, con questi ammiragli e corridori. Era stata una grande giornata di sport. Nel frattempo i grandi campioni cominciavano a portare le loro squadre nell'isola per la preparazione. È un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Gino Mameli invece esce dalla provincia portando una tappa del ciclocross a Seulo. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Nel 93 la Gallura ospita il campionato italiano dilettanti, vince Gilberto Simoni. Ricordo molto bene quella gara a Pattada nel 93 se non erro. Quel giorno il più forte su quei saliscendi era Bertolini, che poi vinse a Oristano una tappa del Giro di Sardegna nel 97, quindi trovò ancora fortuna in Sardegna. Non l'ebbe quel giorno perché corse in maniera scriteriata all'attacco fin dalla mattina, forse si sentiva particolarmente brillante, però alla fine venne fuori Gilberto Simoni, che allora era soltanto un promettente dilettante che doveva la sua fama al fatto di essere parente di Francesco Moser. E poi invece dopo qualche anno, non subito, dopo qualche anno ha mantenuto le promesse anche da professionista. Dorme sulla spiaggia, il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero. Volevo incrementare, non mi bastava più il ciclocross, volevo entrare nel mondo professionistico, un mondo bello ma molto difficile. E così trasformai il trittico internazionale della Sardegna di ciclocross in trittico internazionale della Sardegna di professionismo. Organizzai dal 94 la prima corsa, fu il primo anno a Monserrato, al Velodromo a Quarto Sant'Elena e un circuito a Quarto in via San Benedetto.
Ebbe un grosso successo questa manifestazione. A Monserrato c'erano 15.000 persone ad assistere. Vabbè che avevamo grossi campioni, Chiappucci, Fondiest, Berzi, vincitore del Giro d'Italia. Poi c'era il record dell'ora, quello scozzese che inventò la posizione all'uovo, Aubry. Nel segno di Berzini, il trofeo Costa degli Angeli, la riunione su pista che al velodromo di Quartu ha aperto da 2 giorni, che riporta il ciclismo professionistico nell'isola. Il trittico di ciclocross si trasforma in ciclismo su strada. L'entusiasmo è traboccante. Ho scelto il momento giusto e attaccato bene e poi ho vinto. Giro di natti con gli anima pazze, sì della famiglia io sono il ribelle, tu vendimi l'anima e ti mando alle stelle. Dopo il trittico che non mi bastava più, era il modo per portare il Giro della Sardegna. L'obiettivo principale del professionismo era quello di portare il Giro della Sardegna, che mancava da ben 13 anni, non era poco insomma. Mi ricordo sempre una fuga di Chiappucci che aveva preso un po' di minuti, non mi ricordo quanto erano, ma dicevano che avrebbe vinto lui, 14 minuti, ecco, e aveva preso 14 minuti di vantaggio, quindi tutti ormai era scontato che vinceva Chiappucci. Mentre invece quando si girava da Villa Simius per scendere a quarto aveva trovato un fortissimo vento che poi il gruppo naturalmente andando a cambi l'avevano ripreso, che poi mi sa che l'avevano ripreso verso Marcina e Rosso, quindi ormai era quasi arrivato e poi sono riusciti a batterlo. A chi va bene, che a me va male, sono un animale, sì, tutta la storia è una grassa bugia. Tutte le vite per primo la mia. Sì, Maria, arriva. Scegliere i percorsi non era facile perché una volta che la stampa pubblicò che in Sardegna si organizzava questa manifestazione, i comuni vollero, tutti i comuni che passassero all'interno del paese, questa era impossibile perché in 5 tappe non puoi andare in tutta la Sardegna. Dunque si decide di scegliere determinati percorsi che dall'aspetto turistico e anche dall'aspetto tecnico ciclistico, che erano bellissimi. Da questa nuvola si vedono volare gli elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri. Le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere. Ma per fortuna anche stanotte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Aveva un costo notevole, allora costò 1.200 milioni il Giro della Sardegna con 180 partecipanti e devo dire oggi come partecipazione lo stesso anno, nel 96, migliore del Giro d'Italia. C'erano tutti i corridori più famosi del mondo al Giro della Sardegna, anche come numero, dunque aveva un costo notevole. Possibile, ma perché questo non accada? C'è chi fa l'impossibile
E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri. Ma per fortuna anche stanotte. Ogni promessa è debito. Alla vigilia del Giro di Sardegna gli organizzatori avevano assunto l'impegno di regalare al presidente della regione Palomba la bici di Gabriele Colombo, vincitore della rinata manifestazione. Noi resteremo qua e finché il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. Come dono appunto le avevo promesso alla conferenza stampa, questo è nel 96, che le regalai la bicicletta del vincitore del Giro come riconoscimento. E così feci, vinse Colombo, Gabriele Colombo, qui il Giro della Sardegna, vincitore anche della Milano-Sanremo. L'ultima tappa che si concluse a Tempia, Colombo disse appunto se poteva avere questa bicicletta per regalarla al Presidente della Regione, sotto pagamento, si intende, ma ha detto non ci sono problemi, infatti mi diede la bicicletta, poi la consegnai al Presidente della Regione a Palomba e là è successo un po' di caos perché qualche assessore non accettò questo regalo da parte mia al Presidente della Regione. E là, forse ho sbagliato io, non lo so, ma pensavo di fare qualcosa di positivo, invece è diventato qualcosa di negativo. Per Palomba è stato piacere, ce l'ha ancora la bicicletta Palomba, qualche volta mi ha detto che esce in bicicletta, per gli altri invece è stato negativo. Storia o leggenda, dammi la chiave. Storia o leggenda, dammi la chiave. Nel settembre del 96 Gino Mameli non rinuncia al trittico professionistico, nel quale Luciano Pau e Giuseppe Solla si affacciano al professionismo. Una grande fortuna perché, come dicevo sempre col mio amico Luciano Pau, abbiamo avuto appunto la fortuna di gareggiare senza il casco, che era insomma un po' un mito di quel periodo, anche se per pochi mesi, perché non siamo stati professionisti a tutti gli effetti, ma bensì in prova per un fine stagione. Abbiamo fatto in tempo a spaventarci e scottarci e poi abbiamo deciso di prendere altre strade. In ogni caso gli accorgimenti poi si sarebbero potuti prendere perché si trattava semplicemente di avere un confronto diverso, quindi continuare a gareggiare a quei livelli, cosa che noi non potevamo fare in quel periodo, forse è stato un periodo sbagliato della vita, l'avercelo proposto in quel periodo e niente, quindi abbiamo preso strade diverse, lui ha continuato col suo lavoro, io col mio, che è questo, quello di vendere biciclette, quindi ringrazio appunto la bicicletta per avermi dato tutto quello che mi dà ancora. Si scontrano due modi di intendere il ciclismo diversi. Da anni i corridori sardi di un certo livello e di un certo interesse tecnico tentano il passaggio acclimatandosi qualche anno nelle categorie inferiori, dalle categorie allievi a quella dilettanti prima e seconda serie sino a qualche anno fa. E poi si tenta il passaggio, ma stando già nella penisola difficilmente avviene che potrà avvenire che un corridore sardo possa trovare un aggancio, quindi la possibilità di accasarsi in un club di professionisti stando o gareggiando in Sardegna. L'attività ridotta, le difficoltà di contatto, i collegamenti, eccetera. Tutti limiti che hanno fortemente impedito e rovinando, diciamo così, carriere dagli anni 60 a oggi, fin dai tempi di Pretti, primo mitico organizzatore del Giro di Sardegna. E i sardi che passavano al professionismo erano sardi che comunque passavano grazie a Pretti, grazie all'Audax, che era la squadra creata da Pretti proprio per accogliere i corridori sardi, parlo dei primi
professionisti, Garau, Aru, Pau, Musa, eccetera, che passano al professionismo in un club di sardi. Gli spazi per noi erano pochissimi, in quanto tu quando vai a correre su devi solo fare il gregario e basta, quindi non so, uno che è abituato qua a vincere qualche gara e quindi preferisci magari correre qua, che qua è lo spazio che vuoi, quando riesci ad andare vai, quando magari non hai voglia stai in gruppo, invece lì niente, lì si fa tutto a tavolino, prima della gara sai i chilometri che devi tirare, coprire le fughe, queste cose qua. Ecco. Il passaggio dal dilettanti ai professionisti implica tutta una serie di fattori che prescindono spesso anche dal valore del corridore. Passano molti corridori mediocri, a parte il caso di Alberto Loddo che mi viene in mente, che era un talento cristallino. In questi anni moltissimi corridori hanno sperato di passare, tra questi qualcuno anche sardo, e forse non avevano tutte le caratteristiche per diventare professionisti, quindi lì poi si innescano altri meccanismi, si trova lo sponsor che ti paga l'ingaggio, altrimenti non si riesce neanche a passare. Al di là di questo, trasferirsi nella penisola, lontano da casa, e quindi già staccarsi dagli affetti familiari e soffrire questo allontanamento, in più per fare un mestiere durissimo che è solo di sacrifici e che in minima parte ti ricompensa, perché chi riesce poi a sfondare sono pochissimi corridori, diventa una cosa che non tutti sono in grado di sopportare, e forse noi sardi più degli altri abbiamo un po' di mancanza di quella grinta che sarebbe necessaria, poi chi ce l'ha magari riesce. Nel triathlon sì, l'anno scorso ho avuto grossissimi risultati, dopo 7 anni di triathlon, vincendo una combinata mondiale, una combinata di 2 gare, le 2 gare più estreme al mondo, l'Xterra, che si corre in pratica con la mountain bike, e l'Ironman. Per somma di tempi sono risultato essere il più forte al mondo. Sì, sì, perché è rischioso, parlare di se stessi è rischioso. Nel 1997 il Giro di Sardegna rischia di non partire, solo la testardaggine di Gino Mameli permette che l'evento vada in porto. Io mi sono ipotecato la casa perché la banca giustamente voleva delle garanzie, avere 1 miliardo e 200 milioni, non è che Gino Mameli chi è? Cioè non è che tu vai in banca e devi dire 1 miliardo e 200 milioni, nel 96 sto parlando, ho dovuto ipotecare la casa e avevo le delibere della regione, dei comuni e delle province per poter avere questi contributi. Certo, molti comuni solamente la parola senza avere un pezzo di carte è là che è saltato un po' tutto, perché avevo delle promesse, non avevo delle certezze. Le promesse dovevano essere 1 miliardo e 100 milioni, poi di certezze forse erano 900 milioni e quelli li ha rimessi Gino Mameli. Il circuito della Maddalena consegna agli annali del ciclismo sardo un'edizione del Giro di Sardegna, la numero 26, difficilmente dimenticabile. Straziami e poi d'amore saziati se puoi coi baci miei. Tra i balocchi ai miei ginocchi vedi tu sei qui ad implorare un sì. Mi venne in mente che Torriani, l'organizzatore del Giro d'Italia, portò il ciclismo a Venezia, non è una cosa facile. E allora se Torriani è riuscito a portare il ciclismo a Venezia, devo riuscire a portare il ciclismo alla Maddalena, un posto bellissimo, non facile, con tantissima gente al seguito, oltre 500 persone tra ciclisti, corridori, ciclisti, accompagnatori, giornalisti, automezzi. Non era facile trasferire questo gruppo alla Maddalena. È stata proprio una giornata memorabile, c'è stata una coincidenza esaltante tra il giorno di Pasqua, perché era una Pasqua, e nella presenza di campioni con la C maiuscola, l'attesa per l'esito finale di una competizione che era comunque segnata già da qualche giorno, perché poi Roberto Petito ha vinto sì con poco vantaggio, però poi si è confermato. E lo scenario, il circuito, è stata veramente una grande manifestazione quell'edizione del 97. Ed era il giorno di Pasqua, il 30 di marzo del 97, il giorno di Pasqua, cadeva il giorno di Pasqua, la domenica. C'era tantissima gente, è stato un grande successo, infatti dopo quella manifestazione molti corridori, tra cui Bugno, vollero tornare alla Maddalena come turisti.
Tutte soluzioni allo sprint per questo giro. A Cagliari Minali. Ad Oristano il redivivo giovane Bertolini. Ad Alghero il russo Gonchenkov su Chiappucci. A Olbia finalmente Svorada. Alla Maddalena il giovane Mori ancora su Chiappucci. Valentin tango tango, io ballo e tu mi implori, strisciando accanto a me. Valentin tango tango, delirio e desiderio fanno impazzire te. La regione contribuì per 2 anni, 96-97, poi non mi ha dato più contributo, ho dovuto lasciar perdere. Ho proseguito col trittico, anzi nel 97 organizzai il Giro della Sardegna, Sardinia K Costa Rey e la Coppa del Mondo su pista a Quarto Sant'Elena, dove parteciparono 22 nazioni, una cosa grandissima anche quella. Dispiace che il Giro di Sardegna non abbia continuato perché aveva un ruolo importante nel calendario, nelle corse di primavera, un ruolo che poteva continuare a mantenere e che sarebbe stato sicuramente impreziosito da questa nuova organizzazione del ciclismo, nella quale le gare che restano fuori dal Pro Tour finiscono per vivere, brillare di luce propria, forse ancor più di quanto non avveniva prima, per cui il rimpianto per la mancata prosecuzione della vicenda del Giro di Sardegna è grande, anche perché soprattutto da parte dei corridori il legame con la Sardegna è stato molto intenso, sebbene il Giro sia durato solo 2 anni e tantissimi corridori continuano a venire qui in Sardegna, molti anche di nascosto come è successo a Rebellin il mese scorso, continuano a venire qui in Sardegna ad allenarsi, magari a far fare un po' di vacanza alla famiglia, ma una volta che hanno scoperto queste strade continuano a considerarle molto interessanti per gli allenamenti. Sai, è una malattia, non guarisci di questa malattia, ce l'ho sempre in mente. Infatti da poco ho letto nel giornale che la regione vorrebbe nel 2006 portare una tappa del Giro d'Italia. Se la regione paga il Giro d'Italia arriva in Sardegna, però è positivo avere il Giro d'Italia, però non è tutto. La Sardegna vorrebbe avere un giro proprio, come si faceva il Giro della Sardegna, che si ripete tutti gli anni. Il Giro d'Italia può venire una volta ogni 15 ogni 20 anni in Sardegna. L'ultima edizione risale al 91. Prima del 91, se non ricordo male, nel 60. Cioè i sardi non possono aspettare di avere queste corse dal vivo dopo tanti anni. I sardi vogliono, giustamente, come esistono le altre discipline sportive, calcio, basket e tanti altri, anche il ciclismo deve esistere come un campionato. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops
silent.